Amici di Scratch, ben ritrovati in studio. 2 puntate precedenti le abbiamo fatte tutte live perché c'erano tante gare, ma anche oggi approfittiamo dell'assenza dell'Ilenia Lazzaro, ferma ai box con le 4 frecce, per farci una bella trasmissione in compagnia di 2 fenomeni. Intanto io voglio presentare Roberto Damiani, un direttore sportivo d'altri tempi. Grazie Roberto per essere con noi. E insieme a Carlo Gugliotta, lui voce di Ultimo Chilometro su Bike Live. Esatto, trasmissione radiofonica in onda in streaming ogni martedì. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Tanti appassionati che ti seguono. Insomma, reduci da questo mondiale di Doha, dove io sinceramente appassionato dei film dell'orrore mi sono veramente divertito un mondo, vedere questa città fantasma contornata di tanti corridori ma di poco pubblico. Insomma, tante domande mi sono posto, ma alle quali risposte non troverò, se non quella di aver visto uno spettacolo molto modesto, con un percorso molto modesto, che nulla aveva a che fare con i mondiali veri che io immaginavo, ahimè, nei miei bei tempi, ma evidentemente l'argent fa la guerre, cioè i soldi hanno un potere immenso. Però strano questo deserto che poi non è più deserto ma è deserto. Una domanda filosofica, caro Roberto. Risposta estremamente concreta. Sapevamo tutti che il Qatar era così, è così. Il problema è che lì la gente proprio non c'è, non è che non ci sono gli appassionati di ciclismo, la gente è limitata a vivere a Doha. Quando esci da Doha, noi l'abbiamo fatto con il Giro del Qatar più volte, vai esattamente nel deserto dove c'è una striscia d'asfalto, vai e torni e fai gli arrivi. Ma così. Dentro ste case non ci sta nessuno, mi pare. Molte dicono che sia proprio una gran bella immagine e poco altro. Ragazzi, insomma, noi abbiamo dei problemi con insomma, i traghetti, i barconi, insomma, là c'è un posto meraviglioso e insomma in qualche maniera fanno sempre parte di quella zona e così almeno se ritornano tutti in questi bei palazzoni, oltre a vivere decentemente, se facciamo una manifestazione sportiva che secondo me abbiamo pubblico, perché il pubblico è 1 a 1, nel senso non c'è né patria, non c'è condizione sociale, non c'è religione, il pubblico è pubblico che adora il ciclismo e così potremo fare a Doha tra 2 anni. Una delle grandi immagini che abbiamo del ciclismo è proprio le grandi salite con quasi i corridori che non riescono a passare in mezzo alla gente, con tutti i problemi che ci possono essere, però la storia del ciclismo è fatta di queste delle spinte, delle discussioni, quando arrivi sulla curva degli atti eroici dei nostri avi, degli Arancio sull'Alpe d'Huez, senti l'odore della birra 2 tornanti prima, voglio dire, gli atti eroici, i corridori danno anche il meglio lì. Non era neanche facile correre, a mio parere, io non ci sono stato a Doha, ma correre in quelle condizioni anche mentalmente, oltre il caldo e tutto quello che volete, non era neanche facile per i corridori. È come chiedere a Vasco Rossi: senti, facci un bel concerto allo stadio di San Siro senza nessuno. Non è facile. Non credo sia facile, è vero. No. Vabbè, noi se invece è gente un po', insomma, io sono una persona molto retro, nel senso, noi parliamo ma raccontiamo nulla, nel senso che i saloni sono altri, no? Noi raccontiamo le cose concrete, quelle vere, piccole, come il Trofeo Triveneto, come il Mastercross, e anche formule di vita eccelse. Tu hai fatto all'Auschwitz Roma. In memoria di Bartali, che nel Giardino dei Giusti, perché insomma entrare nel Giardino dei Giusti voleva dire grandi cose, la storia di Bartali l'abbiamo conosciuta tutti, ecco, un piccolo grande uomo che le sue gesta sportive sono nulla a che fare con le gesti di vita. Ma sì, lui ha sempre detto che il bene si fa e non si dice. Io ho avuto la fortuna di conoscere Bartali intorno agli anni '80, con la sua voce così che sembrava uscire da una grattugia, mi aveva impressionato, però era una figura un po' strana che mi ha lasciato un po' così. Poi ho avuto modo di andare ad Auschwitz per altri motivi, e quando ho sentito, era un po' di tempo che mi passava per la testa qualcosa legato al fatto che lui ha salvato più di 800 persone grazie al fatto che ha messo a repentaglio la sua vita. Ancora una volta parliamo spesso di ciclismo per fatti negativi, pubblico, non pubblico, doping, casini, quando dobbiamo parlare di ciclismo di fatti buoni, di un'umanità, di un valore umano enorme, ci è venuta in mente di fare questa pedalata di 2150 km,
partendo da Auschwitz e toccando i campi di sterminio di Mauthausen, Dachau e anche Fossoli in provincia di Modena, e mi sono reso conto che tantissimi italiani non sanno neanche che è esistito questo campo di concentramento. C'è una storia che tu nei campi di sterminio, se uno aveva una fotografia di Bartali, Capò, salvavano delle vite per avere l'effigie, la figurina di Bartali o la foto di Bartali, quindi veramente un giusto tra i giusti, ed è giusto che sia ricordato in questa maniera. Con Carlo Gugliotta, tra poco andiamo al prima tranche del Trofeo Triveneto, queste gare che a voi affascinano molto anche a Roma, no? Mi piace ricordare che insomma sono seguitissime. Assolutamente sì, e sono anche molto praticate, perché ormai da 3 anni anche nel Lazio c'è un circuito regionale molto importante, il Trofeo Romano Scotti NV Sport Lazio Cross, che insomma ha diverse tappe ma soprattutto tanti partecipanti. Domenica c'è stata una gara al Lido dei Pini e anche lì insomma abbiamo avuto dei bei numeri. Ho notato comunque che se non altro il ciclocross da disciplina diciamo praticata esclusivamente diciamo nel nord Italia, adesso anche al centro, al sud Italia, tant'è vero che anche negli anni scorsi abbiamo visto anche alcuni vincitori di alcune categorie giovanili provenienti dal sud Italia. Benissimo, allora mandiamo via la prima tranche con gli esordienti allievi junior, il commento lo faccio io, ma certamente mi dà una mano anche Carlo Gugliotta, che ricordiamo ha scritto un bel libro, Carlo Gugliotta, Pedalare nel fango, insomma anche qua dopo ne parleremo. Dopo ne parliamo molto volentieri. È vero che il ciclocross riesce a far scoprire in noi delle filosofie di vita particolari, sarà perché è invernale, sarà perché come l'inverno è intimo, riusciamo forse a raccontare cose diverse dalla strada. Andiamo via con i primi servizi. E allora immagini che ci giungono da Cles, capitale della Val di Non, capitale delle mele, delle renette un po' acidule ma molto buone, della melinda, insomma un trend quello trentino veramente importante, allargato insieme al Friuli, e insomma questo Trofeo Triveneto, terza tappa con un bel velodromo che riuscirà sicuramente ad esprimere la vera multidisciplina e intanto accoglie la partenza e l'arrivo di questi atleti. Stiamo parlando con la categoria esordienti uomini e donne insieme a Carlo Gugliotta, come detto in studio. Insomma Carlo, questo è un momento in cui il Trofeo Triveneto di ciclocross sta diventando quasi nazionale, visto anche gli iscritti e soprattutto come proposta. Assolutamente sì, ma del resto non ha bisogno di presentazioni. Il Trofeo Triveneto ormai da tantissimi anni è sulla breccia e negli ultimi anni anche grazie al Mastercross riesce ad ottenere non solo tanti iscritti ma appunto una grande attenzione mediatica. La cosa più bella a livello nazionale è anche comunque sottolineare il fatto che ormai a livello di ciclocross ogni zona d'Italia ha il suo circuito regionale. Ecco, peccato per il Giro d'Italia del ciclocross che non va più in onda, speriamo il prossimo anno si possa ripristinare quello che è comunque una lacuna quest'anno, perché l'Italia è molto lunga e le trasferte costano tanto. Esatto, diciamo che il Giro d'Italia è nato proprio con questa intenzione, quella di riordinare sotto un'unica manifestazione un po' tutte le principali gare d'Italia, però posso dire a nome della SD Romano Scotti che non è un addio ma è solo un arrivederci. E noi ce lo auguriamo. Intanto abbiamo visto dalle immagini proprio Brian Olivo, subito Fede Gabriel e Sandrine che sono lì che se la stanno giocando. Per quanto riguarda le donne abbiamo la Bramati Lucia e Alice Papo insieme a Marenghi Sara. Ecco, Bramati Lucia io la smetterei di dire figlia d'arte, perché questi qua sono poi dopo alla fine sembrano di coppia e incolla dei genitori, no? Lei è brava per se stessa e quindi è una cosa diversa dal papà e noi dobbiamo inneggiare a questa atleta. Assolutamente sì, io poi sottolineerei l'accento anche su Gabriel Fede, perché anche sua sorella va fortissimo, addirittura l'anno scorso, ecco, parlavamo di Giro d'Italia di ciclocross, nella categoria degli allievi ha vinto 5 tappe su 5 ed è il secondo Giro d'Italia che vince, perché lo ha vinto anche nella categoria degli esordienti. Belle queste immagini, soprattutto qui a Cles hanno fatto un percorso da ciclocross diciamo a corrente alternata, molto veloce per certi aspetti ma anche molto duro in queste asperità, dove vedono veramente impegnati questi ragazzi. E qua l'incidente che ci è toccata la nostra operatrice, insomma un boom, succede anche questo. Intanto lì davanti per quanto riguarda le donne abbiamo sempre Lucia Bramati, Alice Papo,
bene anche la Qualizza Martina, insieme alla Rumac Elisa, che è leggermente in difficoltà la campionessa italiana. Anche lei forse dovrà carburare e col tempo chissà riuscirà forse a stare con le prime. Lì davanti abbiamo visto come chiede un po' di soccorso, mentre lì davanti sempre Gabriel Fede insieme a Brian Olivo e Sandrine, che oggi deve recuperare, già ha avuto qualche piccolo incidente, ha dovuto recuperare qualche posizione. Tu hai scritto un libro, Pedalare nel fango. Io dico che quando si devono vedere queste categorie, dagli esordienti fino ad arrivare agli elite, bisogna capire cosa vuol dire sporcarsi le scarpe, Carlo, perché sennò è difficile poter tramutare la passione in qualcosa di reale. Esatto, guarda Nicola, la cosa più divertente di quando ho scritto Pedalare nel fango è stato che tutti i corridori intervistati, anche gli ex corridori, trovano proprio divertente buttarsi e pedalare o correre a piedi all'interno del fango, quindi questo vuol dire che probabilmente c'è proprio qualcosa dentro che ti spinge a fare tutto questo. Le dichiarazioni di Eva Lechner che si possono leggere, la cosa più divertente del ciclocross è proprio il pedalare nel fango, ecco, e questa è la cosa che colpisce. Pedalare nel fango, e direi anche con leggerezza. Adesso noi abbiamo questi percorsi che sono tipicamente italiani, d'altronde non siamo il Belgio. Vedere anche il Super Prestige, intanto vediamo che bella pedalata della Lucia Bramati, insomma questa è una ragazza che pare nata proprio per il ciclocross. Ecco, due domande sono quelle, poi li perdiamo questi atleti, ce ne sono tanti che potrebbero veramente creare anche un prodotto interno lordo proprio per il ciclismo, se volessimo anche investire. È un argomento scottante quello che stai toccando, Nicola, perché effettivamente fino a che questi ragazzi sono tra gli esordienti, tra gli allievi, tutto fila liscio. Il problema comincia ad arrivare quando si arriva alle categorie internazionali, quindi magari alle categorie juniores. Il problema fondamentale, io credo, ecco, è stato sottolineato anche spesso dal tecnico della nazionale Fausto Scotti, è il fatto che probabilmente in Italia manca una squadra che segua i corridori tutto l'anno, insomma 365 giorni l'anno, come invece si fa all'estero. Guardando invece Lucia Bramati, ma non soltanto, anche la Papo, mi piacerebbe poi dopo in studio fare una domanda a Damiani sul fatto che ci concentriamo tutto sulla strada, poi dopo lì arriva a diventare un tappo, una congestione di tante eccellenze, e alla fine qua lasciamo dei buchi vuoti dove potremmo veramente primeggiare a livello mondiale, perché comunque è nella tradizione italiana non soltanto il ciclocross ma anche la pista. Esatto, il ciclocross, la pista, diciamo che comunque la federazione sta cercando di spingere chiaramente su quella che è la multidisciplinarietà, poi chiaramente ecco, anche i DS dovrebbero crederci. Esatto, se dobbiamo dirla tutta anche i DS debbono crederci, ma ripeto, io auspico e spero che magari nei prossimi anni, col tutto comunque che chiaramente ci sono delle grosse difficoltà per tante società, possa realizzarsi il sogno non solo in mountain bike ma anche su strada di avere delle squadre che riescono a seguire i loro atleti tutto l'anno, quindi che facciano fare un certo numero di corse su strada, gare in mountain bike per chi vuole gareggiare in mountain bike, e poi d'inverno fare ciclocross. E da questa immagine esprime anche quello che è il vero valore del ciclocross, indubbiamente con le atlete. Intanto vediamo proprio in questo momento la Rumac. Il ciclocross non è lo stadio di calcio, si va dentro proprio quella natura rurale che ci fa anche vedere le bellezze delle regioni che andiamo a raccontare. In questo caso abbiamo visto i meleti, ma in altri casi abbiamo visto i vitigni. Insomma, raccontare attraverso lo sport quello che è anche la cultura enogastronomica di ogni regione è qualcosa che soltanto il ciclocross può esprimere, ma neanche la strada, perché la strada è molto più veloce, devi andare a raccontare le gesta degli atleti, è meno contemplativa. Anche scrivere un libro ci va questo. Sì, esatto, diciamo che il ciclocross è vero, è più contemplativo proprio perché i percorsi sono di massimo 3 km, per l'appunto si può entrare all'interno di alcune zone particolari. Io per esempio vorrei sottolineare, ecco, una corsa che mi viene in mente facendo questo discorso è la Petrignano Cross, una gara che conosco molto bene, che si svolge in Umbria e che si svolge proprio all'interno del castello di Petrignano. E quindi si possono raccontare veramente tante belle storie che insomma vanno ad equilibrare quello che è la gesta sportiva e atletica di questi atleti. Lì davanti abbiamo sempre Gabriel Fede, Brian Olivo, Sandrine Jordi, poi dobbiamo una bella gara anche di Edoardo Tagliapietra e Gabriele Bassani. Siamo già nei pressi del traguardo finale ed è proprio Gabriel Fede che vince imponendosi su
proprio Olivo Brian, e Sandrine Jorde, che lo vediamo leggermente attardato perché ha avuto delle difficoltà, ma tra poco sentiremo le interviste proprio dalla sua bocca cosa è successo in questo tracciato veramente affascinante di Claes. E poi vediamo ancora Tagliapietra, Bassani, Benedette, Marin Alex, e questo per quanto riguarda la categoria esordienti. Ricordiamo che poi dopo questi li vedremo ai campionati italiani. Andiamo a vedere ancora, qua c'è addirittura chi gioisce per essere arrivato. Questo è il bello del ciclocross, caro Carlo, perché vuol dire arrivare, vuol dire già aver terminato qualcosa di importante per questi ragazzi. È vero, poi è un percorso molto duro, mi sembra di capire dalle immagini, un percorso molto difficile, tante curve e tante contropendenze, quindi non è un percorso da sottovalutare e soprattutto gli esordienti vengono messi a dura prova. E questa è Lucia Bramati, e ragazzi, questa è Lucia Bramati che vince, oramai, e convince perché veste anche la maglia di leader della classifica. Alice Papo si deve accontentare della seconda posizione, si alternano una gara, una e una gara l'altra. Settimana scorsa ha vinto proprio la Papo. Per quanto invece riguarda la terza posizione sarà Sara Marenghi che se la giudica. La Ruma, che è leggermente in difficoltà, lo abbiamo detto, recupererà senz'altro verso la fine di questa stagione e sarà pronta per i campionati italiani. Queste sono le maglie di capo classifica e sicuramente adesso diamo il via alle interviste di giornata. Allora Lucia Bramati, sei tu che vai in sella, sei tu che vinci e sei tu che indossi la maglia di capo classifica. Questo ci terrei tanto a sottolinearlo. Sì, sono molto felice che ho io la maglia e ne vado fiera di questo. Ma le farai tutte? Sì, credo di sì. Beh, noi ti facciamo gli auguri. Grazie. Oggi una gara che ti ha visto in casa, una bella prova, seconda posizione, insomma non è male. Sì, era la gara di casa, ci tenevo a far bene, però il secondo posto è sempre da considerare e speriamo che la stagione vada avanti sempre così. Una classifica corta, Fede, ti vediamo qua, insomma le farai tutte oppure anche tu andrai a corrente alternata in questo trofeo? Ma sì, ora vedremo come sono messo in classifica, se sono ben messo continuerò a fare il Triveneto. Invece Sandrine, insomma oggi una terza piazza per te, insomma non devi mollare, devi cercare di dare quel pizzico in più per mantenere questa maglia. Sì, ma eravamo tutti e tre insieme e dopo la discesa sono andato addosso alla transenne, sono caduto e là ho perso un po' di metri e non sono più riuscito a tornare a ruota. Ti rifarei a Bolzano? Speriamo. Belle immagini, queste sono le montagne trentine, Carlo. Il valore del Trentino, voi romani so che amate da morire il Trentino. Ma assolutamente sì, anzi è una delle mete privilegiate dei vero. Romani in vacanza che vogliono andare in montagna. Val di Sole, quindi non soltanto Malè, ma anche Madonna di Campiglio, Marileva, sono invase dai romani, quindi sicuramente a Roma ci seguono in tanti, potranno gustarsi queste belle immagini. Qua abbiamo la categoria allievi primo e secondo anno. Questi sono gli allievi al secondo anno che sono partiti in questo momento e poi le donne allieve tutte, sono 3 categorie, già è tutto pronto, hanno fatto una bella passeggiata all'interno del velodromo per poi uscire nella ruralità di Claes. Insomma un complimento va fatto agli organizzatori che hanno messo a dimora veramente un percorso meraviglioso e tra poco vedremo anche i passaggi su quel ponte messo a dimora, poteva addirittura passarci delle macchine talmente era messo in sicurezza. D'altronde anche queste, le alchimie, la passione, perché poi dopo ci vanno anche soldini, ma c'è tanta gente che si mette in discussione a montare questi palchi, contropalchi, ponti, controponti, insomma ci va un'ingegneria particolare, quasi un genio. Sì, costruire percorsi è sempre molto difficile perché per l'appunto poi bisogna anche rispettare il posto in cui ci troviamo, quindi come dicevamo anche in precedenza durante la gara esordienti non è mai facile poi in realtà allestire un percorso anche adeguato poi a quelle che possono essere le varie caratteristiche tecniche. Sono molto curioso di vedere, per fare un nome quest'oggi, di capire la prova di Marco Cao, perché l'anno scorso ha fatto veramente molto bene e credo che quest'anno anche tra gli allievi potrà esprimersi ad alto livello. Sono convinto di sì, questo è il ponte che hanno messo a dimora gli organizzatori. Per quanto riguarda Marco Cao, lo scorso anno è partito malissimo, ha avuto dei problemi e poi man mano ha recuperato. Ricordiamo che è ancora un esordiente se andiamo a vedere, per cui è allievo perché parteciperà a gennaio con la casacca e con questa categoria,
però insomma 3 mesi, 4 mesi sono importanti a quest'età. Assolutamente sì, ma ripeto, l'anno scorso quando ha cominciato a ingranare veramente ha fatto vedere degli ottimi numeri anche nelle corse internazionali, quindi come dire, occhio su di lui e ovviamente anche su Emanuele Chiandussi, che insomma è un po' una conferma perché già l'anno scorso comunque è riuscito a imporsi in tante gare. Squadra di casa e anche squadra organizzatrice di questo Trofeo Triveneto e di questa gara per in particolare proprio la gara di Cles. Insieme a lui c'è un Uez Emanuele che sta veramente dettando i ritmi di questa gara. Per quanto riguarda le donne allieve, benissimo Letizia Motalli che sta facendo patire parecchio Alessandra Grillo, ragazza molto minuta, oggi è un percorso forse non proprio adatto a lei, anche perché bisogna spingere parecchio e quindi si sa che un fisico leggero fa più fatica rispetto ad altri. Invece i fisici leggeri stanno bene, diciamo, quando c'è molto fango, riescono anche se sono poi potenti, ad accelerare in maniera particolarmente più soddisfacente. Esatto, diciamo che questo percorso vedo che è molto esigente proprio perché mancano magari salite particolarmente complicate, ma ci sono tante salite, alcune delle quali anche da fare a piedi abbastanza complicate. E questo è il tuo preferito, è proprio Marco Cao, poi lo intervisteremo, ma già settimana scorsa abbiamo detto che sta facendo molto bene in questo Trofeo Triveneto e soprattutto nelle prime fasi di questo trofeo. Una particolarità è anche Mastercross che ha dato, diciamo così, sta un po' mutualizzando la mancanza del Giro d'Italia del ciclocross, però Carlo, 5 tappe al centro e al sud vorrebbero dire molto, perché c'è ci sono tanti atleti del sud e del centro che sono dei talenti naturali. L'anno scorso il Giro d'Italia effettivamente è stato un po' decentrato, tant'è vero che c'era solo una tappa in Veneto, quella di Asolo, ma successivamente tutte le altre tappe si sono svolte nel Lazio e all'Isola d'Elba, quindi a noi ha fatto piacere come SD Romano Scotti il fatto che tanti corridori del nord Italia e del sud abbiano deciso comunque di partecipare. Adesso chiaramente tutto passa un po' nelle mani del Mastercross per le gare internazionali. Però soprattutto al nord. Esatto, che comunque diciamo hanno l'onore di organizzare queste tappe, ma per l'appunto è anche un onere perché bisogna convincere anche i corridori del sud Italia a venire su a farsi tanti chilometri e chiaramente oggi come oggi non è facile, però ripeto, insomma, io credo che la mancanza del Giro si sente e si sentirà tantissimo, però ripeto ancora una volta, è solo un arrivederci. Qua vediamo il ponte messo a dimora dagli organizzatori, proprio un genio civile. Oggi un Uez veramente ad altissimi livelli sta mettendo in grave difficoltà sia Chiandussi, ma Bettuzzi e Saligari, che non sono certo gli ultimi arrivati, e insomma anche Nicola Scaruzzi con l'88 lo vediamo leggermente nella metà del gruppo della categoria allievi al secondo anno. Comunque qua le polveri le stanno scaldando per i campionati italiani questi ragazzi, per affinare la loro condizione. Certo, tra tutti c'è Michele Chiandussi che vuole la rivincita, insomma, e poi dopo un talento naturale, e soprattutto c'è un certo Daniele Pontoni che non è l'ultimo arrivato. Assolutamente non è l'ultimo arrivato, tant'è vero che con la Trentino Cross LSMP in questi ultimi anni si è tolto delle enormi soddisfazioni. Parlavamo prima del Giro d'Italia, l'ultimo vincitore del Giro d'Italia è stato proprio Nadir Colledani, quindi veramente bisogna fare un applauso a Daniele Pontoni, che tra l'altro racconta anche tanti aneddoti particolari anche proprio nel libro Pedalare nel fango. Ecco, ma ce ne sono tanti personaggi del mondo del ciclocross, o sono buoni oppure sono delle ciofeche, nel senso non è che può andare chiunque a fare il DS del ciclocross. Intanto vediamo la bellissima vittoria di Michele Chiandussi che all'ultimo beffa un Emanuele Uez prodigioso oggi, e in terza battuta Battuzzi, è proprio Tommaso Bettuzzi, lo vediamo col 39, poi Saligari, Pascarmonica, Dal Lago Luca, Celi Filippo, Flati Daniele. Tanto vediamo, anche queste sono belle immagini, come tutti si congratulano con tutti. Questo è il bello del ciclocross. Intanto vediamo tutti gli allievi al secondo anno con Pollicini, Toneatti, Bergagna, e qua vediamo proprio Marco Cao che va a vincere su Manuel Capra, anche lui una soggettiva per poter raccogliere chiaramente il plauso e i complimenti dei colleghi e del pubblico. Bella vittoria questa. Manuel Capra al secondo posto e Meneghini Giovanni al
terza posizione, quindi medaglia d'argento per lui. Per quanto riguarda invece le ragazze allieve, andiamo a vedere cosa farà Alessandra Grillo, che era lì a ruota della Motalli Letizia, Alpine Bike, e la vediamo lei che va a prendersi l'urlo della folla e vincere, quindi Motalli Letizia vince su Alessandra Grillo, vediamo la sua personale carrellata per andare a prendere i complimenti delle compagne. Alessandra Grillo si deve accontentare della seconda posizione, vediamo l'ingresso del velodromo, ma soprattutto conserva e mantiene la maglia del trofeo Triveneto, mentre Giulia Bertoni si piazza in terza posizione. Bella questa la gara. Adesso tra poco le interviste di rito alle protagoniste, mentre andiamo proprio a raccogliere le ultime pedalate di Giulia Bertoni. Complimenti a lei, le interviste con tutte le maglie e poi soprattutto, caro Carlo, abbiamo detto il ciclocross è bello e qua non bisogna scherzare, poi bisogna parlare anche di Vito Di Tano. Beh, sicuramente non si può parlare di ciclocross senza parlare di lui. Ok, adesso le interviste. Oggi è una bella sorpresa. Sì, sicuramente, perché è la mia prima gara di ciclocross quest'anno. L'anno scorso ho fatto qualche garetta, ho fatto seconda all'italiano dopo Alessandra. E niente, sono piuttosto soddisfatta, non pensavo per niente di fare già questo risultato. Complimenti, e allora Grillo, qua insomma hai un cliente mica tanto per la quale, è uno che ti mette veramente tanto in difficoltà. Beh, innanzitutto comunque sono 2 domeniche che vinco e il callo c'è per tutti. E secondo me Letizia è un'avversaria molto forte e infatti l'ho sempre temuta sin da quando ho iniziato a far cross e spero non mi freghi l'italiano. Chiandù, qua oggi durissima, cominciamo ad affilare proprio le armi. Sì, oggi è stata una gara molto dura perché siamo rimasti comunque io, Tommaso, Emanuele, Saligari, tutti lì e ci tiravamo uno all'altro, ci siamo tutti alla gara attaccati. Alla fine Tommaso è provato a partire prima di entrare qui nel velodromo, io gli sono stato a ruota e poi tipo una gara in pista sono partito alla prima curva e ho fatto la volata fino qui e alla fine sono riuscito a prendere quei 5 metri che mi hanno portato alla terza vittoria stagionale. Complimenti anche a te. Invece Marco, insomma quest'anno stai andando bene, io ti faccio i complimenti perché non è facile partire comunque al primo anno, ricordiamo che in realtà sei ancora un esordiente e perché nei CX si diventa allievi al primo anno con un anno di anticipo. Sì, oggi puntavo a far bene, così il vantaggio nella maglia del Triveneto aumentava. All'inizio sono partito abbastanza bene, poi nel tratto dove bisognava spingere sono provato ad andare via, è andata e ho guadagnato quei 20 secondi che mi sono bastati per vincere. Bene, questa è la penultima gara di giornata, junior donne, poi abbiamo fascia 2 e fascia 3, poi abbiamo le donne, chiaramente junior, donne elite e donne master. Insomma Carlo, io capisco che voi nel ciclocross ne fate una ragion di vita, però questa veramente bisognerebbe cercare di trovare un modo per renderla meno affollata. Hai ragione su questo, anche perché diciamo che poi per noi addetti ai lavori diventa molto complicata, anche del resto in tutte le gare regionali è così e quindi bisogna un attimino cercare di non perdere il filo del discorso. Comunque la cosa bella è vedere anche qui nel nord Italia tanti amatori partecipanti. Beh, io dico sempre che accidenti, se mancassero gli amatori, le aziende che vivono col ciclo andrebbero tutte quante fallite. Gli amatori bisogna dargli intanto un grande spazio, vediamo adesso che partono le donne, ma anche perché qua ci sono fior di corridori che hanno fatto la storia del ciclocross. Beppe Dal Grande ne è un po' l'esempio, che oggi lo vediamo protagonista nella fascia 3, mentre intanto partono anche le donne junior con Casasola e la Baroni. Anche questa è una storia meravigliosa, quella della Baroni, che sta facendo cose interessantissime. Posso dire che ho ricevuto il messaggio più bello da quando ho pubblicato Pedalare nel fango proprio da Francesca Baroni, perché mi ha scritto privatamente per dirmi: vorrei comprare il libro, sai, sono una ragazza che pratica ciclocross. E gli ho detto: scusa Francesca, ma tu sei la ragazza che pratica ciclocross, perché sei un po' la donna del momento. Io faccio un grosso in bocca al lupo a Francesca Baroni, non solo a lei chiaramente. Hai parlato di Beppe Dal Grande. Beppe Dal Grande è un altro personaggio molto importante perché vanta un primato, è stato l'unico che è riuscito a vestire
vestire la maglia azzurra in tutte le categorie per quanto riguarda il ciclocross, quindi sia da agonista, sia per la nazionale militare, sia per la nazionale amatori che non esiste più, e quindi è un altro corridore che è riuscito a trovare spazio nel libro. E ce ne sono tanti, io ricordo le cronache dal 94 in su con i super prestige che si correvano proprio qua, anche in Veneto, Scorzè eccetera. Insomma, la figura di Beppe Dal Grande era un talento naturale di questo movimento. Oggi, ecco, mi spiace continuare a dire, questo non sarebbe più possibile. Esatto, è vero, questo non sarebbe più possibile. Oggi tra l'altro è anche il rientro alle gare nel ciclocross per Chiara Teocchi, la quale chiaramente insomma sta cercando di iniziare un po', non voglio dire piano, però comunque un po' col freno a mano tirato, proprio per cercare di farsi trovare pronta in vista degli appuntamenti con la nazionale. Della Bianchi Counterval, Chiara Teocchi proprio all'esordio qui a Clesse, quindi un grande piacere, ma qua abbiamo davanti già la Casasola, la Baroni, che le stanno dando alle elite, compresa la Oberparleiter, anche lei è la prima uscita. Sara Casasola tra l'altro ha sempre dimostrato una grande maturità non solo mentale ma anche fisica. Io ricordo quando era allieva riusciva ad esprimersi anche sulla sabbia con un'agilità di pedalata incredibile, quindi secondo me è una ragazza, ecco, che comunque ha già vestito la maglia della nazionale, quindi a mio modo di vedere può diventare un po' un atleta di riferimento per il futuro. Dobbiamo appuntarci le domande da fare a Claudio quando rientriamo in studio, proprio per capire la valenza di questi atleti che qua fanno una gran figurona e poi dopo si perdono. Adesso c'è la Sofia Begin che era una protagonista delle ruote grasse e poi ha scelto la strada e va bene anche questo, però si depotenzia e forse si possono anche perdere delle occasioni per far quadrare i conti all'interno di una società che creda nel ciclocross come il Trentino. Trentino SMP sta credendo molto in questa particolare disciplina e vediamo che sta sfornando campioni, da Nadir che lo vedremo da qui a poco, ma soprattutto nelle categorie junior con Casasola e Chiandussi, insomma ce ne sono tanti. Sono molto rammaricato per Sofia Begin, devo dire la verità, perché dopo che lei ha vinto il campionato italiano a Pezze di Greco nel 2014, chiedo scusa, la stagione 2014-2015, effettivamente organizzata da Vito Di Tano. Sì, esatto, organizzata da Vito Di Tano. Effettivamente io pensavo che potesse essere il primo tassello per una grande carriera nel ciclocross. Lei è anche vero, a scanso di equivoci, che ha sempre fatto ciclocross come preparazione per la strada e non per avere qualche ritorno, diciamo, dal ciclocross, però dopo quel campionato italiano pensavo ci ripensasse. Anche in pedalare nel fango effettivamente ha sempre dichiarato che comunque il suo obiettivo principale resterà sempre la strada. Benissimo, abbiamo visto prima Sergio Giuseppin su Zoppas, lo vediamo ancora adesso che gli sta dando mazzate già in testa da 3 tappe a questa parte, quindi Flavio bisogna che si dia una bella svegliata, ma certo che Giuseppin sta facendo vedere una forma esagerata. Una Baroni che è un po' lì attestata indietro agli amatori della fascia 2 e quindi cerca di andare con il suo passo per non perdere troppa distanza dalla Sara Casasola. Per quanto riguarda la fascia 3 abbiamo detto Giuseppe Dal Grande quest'anno ha vita facile, bene anche la ragazza che abbiamo appena vista, la figlia del nostro Igino Micheletto, del nostro consigliere nazionale, che sta andando molto bene, la Giovanna Micheletto. Allora qua invece abbiamo sempre Feltre, anche lui con la maglia di campione d'Italia, bisogna vedere quest'anno se scarta anche lui nella categoria o se la deve vedere con Beppo Dal Grande. La vedo dura se la deve vedere con Beppo, perché in questa categoria non ha alcun rivale. Eh sì, prima parlavi di Giovanna Micheletto, anche lei un atleta comunque che mostra la sua forza nella polivalenza, insomma riesce sempre a essere tra le prime in tutte le categorie nelle quali gareggia, sia in mountain bike che nel ciclocross e anche su strada, anche se ultimamente mi sembra di capire che si sta dedicando un po' di più alla mountain bike, quindi complimenti anche a lei. Davanti a tutti abbiamo sempre Filippo Fontana, che ormai è il predestinato, su Federico Ceolin, bene anche a Taffarel Martinelli e Christophe, perché abbiamo Cover, Pavan, un po' in leggera difficoltà abbiamo visto Tommy Dalla Valle, e questa ancora una bella particolare sul volto di Beppe Dal Grande, e subito dietro la Baroni. E qua la vittoria di giornata, la mettiamo così come ce l'hanno proposta in diretta gli amici della Trentino Cross, e qua abbiamo proprio Filippo Fontana insieme alla Casasola che vanno a vincere. Seconda assoluta la Oberparleiter, bravissima anche lei. Per quanto riguarda la Teocchi in seconda
posizione per gli elite, ma terza assoluta. Poi dopo ci sarà l'Alessia Bulleri e Elena Leonardi. Per quanto riguarda invece le under, le junior, abbiamo appunto visto Casasola, Baroni, Nicole Fede che replica alla bella prestazione del fratello, poi abbiamo Pola, Ilaria e Balzan, Beatrice, ma poi abbiamo per la fascia 2 Sergio Giuseppin che va a stravincere alla grande su Flavio Zoppas, lo vediamo adesso dalle immagini, poi Tesolin, Schiro e Perini. Per quanto riguarda, vediamo Zoppas, e lo vedo un po' attapirato Zoppas, quest'anno ce l'ha dura. Per quanto riguarda la fascia 3, manco a dirlo, Giuseppe Del Grande va a vincere alla stragrande, e per quanto riguarda le donne, orfana della Chiara Selva va a vincere meritatamente proprio la Paoletta Maniago. E quindi adesso le interviste ai protagonisti, ci ritroviamo in studio con te Carlo insieme a Damiani, e poi dopo una chiusura finale con gli Elite e la fascia 1. Sara Casasola, perché siete piccoli? Io mi batto, io c'ho una certa età. Okay, tu hai vinto oggi alla stragrande, ma non hai un po' di rispetto dell'Elite? Rispetto sempre, però oggi mi sono trovata lì davanti e ho provato, è andata molto bene, si vede che loro forse erano stanche, sono partite anche prima di me, per cui avevano qualche minuto in più nelle gambe. Ma stai comoda? Ah, io sì, molto, grazie. Grazie. Pippo, sei predestinato, l'abbiamo detto, noi facciamo veramente il tifo per te, a livello internazionale ci devi dare delle grandi sorprese tu. Sì, adesso le prime gare di stagione sono andate benissimo, peccato aver avuto un po' di sfortuna a buia perché comunque la gamba c'era, ma speriamo bene per le prossime. Vabbè, mica vuoi vincere sempre tu. Allora, insomma, degni erede di Lenia Lazzaro che commenta bike, insomma, buona gara, ma te la devi vedere con queste qua che non hanno più rispetto. Sì, quelle giovani non hanno più rispetto, però vanno veramente forte, complimenti, e adesso speriamo che fanno una bella prova anche in Coppa e così fanno vedere quanto forte vanno. Tu una bella gara anche quest'anno, una bella stagione in mountain bike. Sì, sono veramente contenta della mia stagione, ho raggiunto tutti gli obiettivi che volevo raggiungere e infatti adesso inizio col cross e spero di crescere un po' con la mia forma e poi sarà una bella stagione anche qua. Bene amici di Scratch, non è Geo in Geo, che abbiamo due gatti qua, però lo facciamo apposta. A differenza di Doha, non potete dire che qua non c'era manco un cane, c'erano due gatti, insomma qualcuno c'era. Carlo, insomma noi siamo della protezione animali e basta, e con questo ho detto tutto. Invece Roberto, con te voglio parlare di questo ciclocross. In cronaca abbiamo detto quanto depotenziamento c'è nel ciclismo. I conti li faremo prima o dopo, perché avremo nella strada insomma tanta gente, ma credo anche tanti disoccupati. E invece in altre discipline dove potremo veramente competere, se abbiamo una visione d'insieme riusciremo forse a concretizzare questa ipotesi. Ma là c'è veramente un mondo, c'è il mondo del ciclocross che può essere un mondo mondiale e se raccogliamo le firme anche un mondo olimpico, dei direttori sportivi che possono dedicarsi, alcuni altri che non romperanno più le balle per dire ai loro talenti di non fare il ciclocross, può essere insomma doppia chiave. Allenamento per gli stradisti e perché no, investimento per coloro che vogliono fare un business anche, perché andare a competere a livelli importanti nel nord Europa si guadagnano anche soldini e quindi creare quell'interesse. Ma, la parte drammatica del tuo discorso è il primo dopo, che tutti noi continuiamo a pensare al dopo senza accorgerci che dobbiamo lavorare sul presente. Adesso. Sono anni che vediamo le squadre professionistiche sparire, se facciamo un piccolo sondaggio parliamo di una decina di squadre, qualche anno fa siamo ridotti a non avere più una squadra World Tour in Italia, siamo partiti con 4 World Tour e sono d'accordissimo con te, ci sono spazi in altre discipline, tra le altre cose il ciclocross io personalmente ritengo che sia una scuola enorme per i giovani, per guidabilità, per intensità, per poca durata della prestazione e anche per abilità proprio di guida. Certo. Abbiamo visto nelle immagini dei bellissimi abbracci fra il primo, il secondo e il terzo, gente che alzava le braccia solo per aver finito una gara.
se parliamo di livello educativo è fondamentale. Personalmente penso che in quegli anni, quindi esordienti allievi, la capacità di fare ciclocross, pista, strada, quindi la vera multidisciplinarietà sia una parte enorme della scuola. Personalmente lavorando 5 anni in Belgio per la Lotto, ho visto d'inverno i cross in Belgio. Se parliamo di business, quello è business puro. Ci sono sponsor che sponsorizzano esattamente solo quel tipo di gare e si disinteressano magari al Giro delle Fiandre o alla Parigi-Roubaix e come dicevamo prima, ho sentito nei vostri commenti, ci sono squadre che investono sui ciclocrossisti perché hanno un ritorno d'immagine enorme. Se torno ai miei ricordi da juniores, mi hanno detto quest'inverno andiamo a fare ciclocross, però non mi avevano spiegato come partivano i ciclocross. Io nella mia mentalità di buon stradista, pronti via, parto, ero da solo. Sì, il ciclocross si parte a tutta, al contrario, e allora mi sono attivato per la seconda gara, è già stata meglio. Però anche quella è educazione. Anche perché poi dopo con i ritorni pubblicitari, un po' come la pista negli anni 90, io l'avevo anche concretizzata abbastanza con l'ANVI, nel senso che dicevo ma nella pista lo sponsor, lo striscione si vede sempre, è un catino, quindi il ritorno d'immagine, contatti secondo, sopra secondo, ne hai un grande ritorno, un po' come il calcio. Se pensiamo solo alla maggior facilità di ripresa delle immagini. Certo. Esattamente come il calcio, continuiamo a dire il calcio lo fanno in uno stadio, noi abbiamo uno stadio che si chiama pista, però la denigriamo. È vero. È vero, questo è Aggiungo anche che oltretutto anche gli sponsor tecnici tramite il ciclocross riescono ad ottenere una visibilità lungo tutto l'arco dell'anno. Ma soprattutto testano anche i loro prodotti. Esatto, c'è la possibilità di testare i loro prodotti, quindi il ciclocross obiettivamente può essere un business a tutti i livelli. Parliamo anche solamente del settore amatoriale. Un corridore magari potrebbe iniziare a fare ciclocross su una mountain bike, magari anche rimediata, neanche la sua, poi magari i percorsi possono piacergli, allora a questo punto devi avere per gareggiare ad alti livelli 2 biciclette perlomeno, una di scorta e una. Abbiamo notato comunque che il numero ideale di ruote sarebbe almeno 6 coppie, perché ce ne vogliono 2 da asciutto, 2 da bagnato, 2 da intermedio, e quindi cominciano a essere anche soldi importanti che possono entrare nelle casse delle case produttrici di bici, le quali vanno poi a operare in un periodo dell'anno dove magari c'è anche un po' di fermo. Ecco, ci andrebbe forse un po' più di lungimiranza e meno invidia, perché io so che ci sono tanti che vorrebbero entrare nel mondo del ciclocross ma sono mal visti e non capisco come mai, perché poi dopo alla fine diciamo la sinergia è quella che riesce a dare qualcosa e anche un contributo importante. Di test dei materiali, pensiamo a quante discussioni sono state fatte sui freni a disco. Sì, è vero. Probabilmente il test numero 1 potrebbe partire in gare di poca durata, di alta intensità e di valenza tecnica altissima come il ciclocross. Ma è così anche per i cambi elettronici, oramai siamo arrivati che il ciclocross può essere veramente un test fondamentale per la strada. Come è messo adesso il mondo delle due ruote? Io, siccome il mio pubblico lo sa, non so niente di ciclismo, perché chissà troppo alla fine. Ci sono i puristi che vogliono sapere con che misura va il rapporto, quanto va gonfiato il pneumatico, che sono di una tristezza esagerata, perché è il 2% dei rompiballe che fanno le pulci, ma invece il ciclismo è qualcosa di più importante. Però la febbre del ciclismo com'è adesso? C'è World Tour, Professional. Non si può fare una cosa molto più semplice. A 26 anni, se sei passato bene, se no fai l'amatore. Ce l'hai una domanda di riserva o vuoi che stiamo qua fino alle 10? Ma stiamo anche qua fino alle 10. No, voglio dire, è antico come il mondo, ma è la domanda delle domande. Bisogna anche cercare di capire cosa si vuol fare nella vita. Hai l'università davanti a te, 26-27 anni, devi decidere, puoi fare il ciclocrossista, dobbiamo dare delle cose che possano dare un contributo a questi ragazzi, se no bisogna anche cercare di essere realisti e dire no. Quando tu hai detto io che non capisco il ciclismo, probabilmente siamo in due, perché anch'io comincio a non capirlo più. Mi sembra che le situazioni che funzionano sono quelle che hanno delle regole precise, delle regole da rispettare.
mi sembra che purtroppo in questo momento, se parliamo addirittura del World Tour, che dovrebbe essere il punto trainante di tutto, ecco, non ci sono regole, perché non sappiamo come sarà la riforma, quella famosa riforma che è tanto vituperata. Ne parliamo dal 2010, abbiamo fatto riunioni in tutte le parti d'Europa tra manager, direttori, politici, non lo sappiamo, quindi a cascata veramente ci sono delle regole. Quando si arriva a professional, continental, i dilettanti cosa fanno, cosa non fanno, è tutto veramente a cascata, ed è forse il momento peggiore per scoraggiare veramente chi vuole investire. Dall'altra parte abbiamo dei numeri che sono incredibili, che vanno da situazioni umane come quelle di Gino Bartali, certo, a numero di biciclette vendute. Certo. Io ho lavorato, prima di ritornare in Italia quest'anno, 3 anni in America. La bicicletta è un veicolo assolutamente ben visto, che sta facendo numeri incredibili, certo, per la buona salute, contro l'obesità e contro il fumo. Dovremmo farne anche noi conto. E siamo ancora qui a parlare di se facciamo i 2 chilometri di pista ciclabile. Allora, la pista ciclabile personalmente penso che sia utilissima a chi vuole farsi una passeggiata. Il ciclismo si fa sullo Stelvio, sul Gavia, a Bassano del Grappa, certo, andando fino ad Asolo. Non ha nulla a che vedere. No, assolutamente. Sono d'accordissimo. Io manderei la breve clip della Marathon di Nemi, casa tua, di Christian Baum. Vicino a casa mia. È un piccolo trailer, perché settimana prossima vi faremo vedere il documento tutto completo, chiaramente dalle mani sagaci, insomma, di Christian Baum. Torna il grande spettacolo del Parco dei Castelli Romani con la 19ª edizione della Marathon Colli Albani, la Via Sacra. Organizzazione a cura del team Il Biciclo New Limits della presidentessa Elena De Maio, con Federico Campoli, Luciano Caucci e tutto lo staff. Iuri si parte e arriva a Nemi, la meraviglia dei Castelli Romani, si pedala sulla Via Sacra, questa è la mountain bike. Sì, siamo in un fantastico posto, i Castelli Romani, e ho fatto una lunga trasferta per onorare questa fantastica manifestazione. Ce la metterò tutta come l'anno scorso e vabbè, siamo qua per la vittoria, siamo agguerriti, io, De Giuli e Salerno, e il parterre è ottimo, quindi ne vedremo della bella. Dopo il grande successo della scorsa edizione, che è stata valida come campionato italiano Federazione Ciclistica Italiana, la Marathon Colli Albani quest'anno è la tappa conclusiva del Marathon Tour, dei Sentieri del Sole e dei Sapori e del circuito X-Legend MTB. Sono ben 3 i percorsi a disposizione dei corridori: il marathon di 80 km e 2525 metri di dislivello, il point to point di 42 km e inoltre, in collaborazione con la ASD Nemi Bike, è stato disegnato un percorso di 20 km aperto a tutti i cicloturisti, anche equipaggiati con e-bike. Grande protagonista di questa gara, come ogni anno, è il Parco Regionale dei Castelli Romani e la Via Sacra, sulla quale i bikers hanno la possibilità di pedalare attraversando il territorio dei comuni di Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Artena, Lariano e Velletri, e pedalando sui celebri pratoni del Vivaro. Insomma, un contesto naturale e paesaggistico unico al mondo. È lo Scott Racing Team il grande protagonista della 19ª Marathon Colli Albani, la Via Sacra. Sono infatti i compagni di squadra Cristiano Salerno e il campione italiano Iuri Ragnoli i protagonisti di una lunga fuga che ha caratterizzato la parte centrale della corsa. Ed è proprio la maglia tricolore di Iuri Ragnoli a trionfare sul traguardo di Nemi.
terzo posto per Elia Favilli della Meridiana Kamen Team, che giunge con un ritardo di 4 primi e 11 secondi, mentre per il quarto classificato Daniele Menzi occorrerà aspettare ben 11 minuti e 45 secondi. Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Roberto, io devo farti una domanda, ma non una domanda normale, cioè una domanda un po' forse stupida. Mi viene in mente che nell'area del dilettantismo delle squadre, non vorrei che nessuno si offendesse, è quello che faccio fatica a fare. Abbiamo Zalf, Kolpak, un po' la Trevigiani. Metti mai che fagocitano, oppure all'interno ci saranno 60-70 atleti. Se andiamo a vedere un movimento, è nulla in confronto al movimento stesso. Ma un domani che sia, non so, una di queste società, che non è che stiano in salute, però saltano, perché si sono rotti le balle, perché sono 30 anni che vanno avanti. E cosa succede? Oppure, se continuano ad essere sempre le solite, la Kolpak che vince tutto, la Zalf che vince tutto, gli altri, cazzo c'è da fare? Cioè non c'è più l'alternanza, non c'è più, cioè non so, è una domanda sempre, come ti ho detto. È una domanda che ha il suo perché, la sua verità. Il problema è quando fai il dilettantismo in maniera troppo professionistica, perché la professionalità va sempre bene, fare le cose fatte bene rende sempre. Quando non vuoi fare il saltino per andare là, allora stai qui per essere comunque er più dei meno, come dico a Roma, anche se il dilettantismo, io rispetto anzi tantissimo il lavoro che fanno queste squadre. Il problema è che quando hai la possibilità di fare una buona squadra dilettanti ti trovi a dover scegliere, è la legge della domanda e dell'offerta, c'è un'offerta incredibile e le squadre devono essere limitate a un certo numero di corridori. In questo momento mancano tutte quelle squadre che facevano veramente il grande sottobosco del dilettantismo. Io ho iniziato a fare il direttore sportivo nell'Unione Sportiva Legnanese, avevamo 6 milioni di vecchie lire di budget e 15 corridori che prendevano i 50.000 lire al mese di rimborso spese, ma in questa società c'era gente che studiava, gente che lavorava, e parlo dell'84, quindi non del secolo 1000 anni scorso. fa, certo. E davano modo magari a molti atleti della nostra zona, prima di tutto, di avere una società, di correre, e poi magari a noi di trovare quel Giuseppe Calcaterra che ci ha vinto 5 internazionali, è passato con l'Atala e ha dato lustro anche alla società. E oggi a maggior ragione, se facessero qualcosa sono là, non sono altrove, no? Però quindi è difficile fare anche il dilettantismo adesso, non so, con 10-20 mila euro di budget. Cioè veramente è ridicolo, parliamo veramente di società dilettantistiche che, ripeto, hai parlato di Zalf, Kolpak, ci metterei la Opla e anche altre società, lavorano bene, lavorano veramente bene in maniera professionale. Il problema è il salto dopo, che dovrebbero essere le Continental, che sono un altro gradino verso il professionismo di più alto livello. Mi viene mal di testa. E lì siamo ancora alle regole, i budget. In tutto questo, nel bailam del ciclismo, c'è un certo Carlo Gugliotta che non so perché ha scritto un libro sul ciclocross. Allora, con tutto il rispetto, insomma, non so, io ti auguro di vendere tante copie, poi questa trasmissione, insomma, ci dirai dove poterle trovare, perché un libro è sicuramente un libro di grande pregio, ma se mi facevi un libro sui comportamenti da stronzi di tutti quelli che vanno a fare, oppure non so, un libro sulla parte sul grande fratello VIP, forse avresti pure beccato più sordi. Sarebbe diventato un best seller, sì, ecco. Però diciamo che la volontà di raccontare ciclismo vero, ciclismo vissuto e anche ciclismo, perché no, sotto un certo punto di vista sofferto, come il ciclocross, è stata un po' la molla che mi ha fatto scattare la volontà di scrivere un libro, anche perché sì, tu non capisci niente di ciclismo, dici, io nemmeno, e anzi dico anche che io io dico anche un'altra cosa, che quando io ero piccolo odiavo scrivere, odiavo studiare, odiavo leggere, però ho fatto un libro. Incredibile. Ecco, perché
tutti, anzi tanti, mi conoscono per il mio ruolo che io ho con il Giro d'Italia di ciclocross, insomma sono responsabile dell'ufficio stampa del Giro d'Italia di ciclocross ormai da diversi anni. E è stato proprio grazie al Giro d'Italia di ciclocross che io mi sono innamorato di questa disciplina, una disciplina che all'inizio seguivo veramente molto poco, ma poi standoci dentro veramente ho cominciato a seguirla come un appassionato e soprattutto si sono formate talmente tante catene, diciamo, talmente tante relazioni umane a livello anche affettivo, alcune di queste, che mi dispiaceva vedere che le persone venivano a seguire le gare di ciclocross, a momenti chiedevano ma dov'è Renato Longo, dov'è Vito Di Tano, no? Perché alcuni pensano che gareggino ancora loro, invece ho voluto provare a dare una spiegazione di come funziona al giorno d'oggi il ciclocross, come è cambiato nel corso di questi anni e soprattutto dando voce ai protagonisti di oggi del ciclocross, i quali ognuno racconta un'area tematica particolare. Ecco, ci sono alcuni capitoli, non so, si parte dalla preparazione fino alla prova del percorso, le trasferte con la nazionale, c'è ovviamente anche un omaggio ai campioni del passato, perché quelli non vanno dimenticati, però quello che mi premeva era dare una visione del presente del ciclocross. Beh, io ti ringrazio perché è sicuramente un bel libro, ma soprattutto parlavi prima di Vito Di Tano, che non corrono più, la gente immagina che corrano ancora, però non sbagliano, fanno correre ancora tanto. Uno come Vito Di Tano secondo me avrebbe bisogno, cioè io lo vedrei a livelli veramente istituzionali, perché comunque dove va, insomma ancora oggi quando sentono Vito Di Tano in Belgio si mettono in ginocchio, gli chiedono l'autografo, personaggi unici. In Belgio, sì. Loro lo sanno che non corre più, lo sanno cosa ha fatto. Ma sanno tutto. Tutto. In Belgio il ciclismo e il ciclocross non è passione. Ma sanno di Nadir Coledani, sanno di tutto, c'è anche dei ragazzini. Vi racconto anche un aneddoto, quando io ho parlato con Davide Malacarne, perché c'è un capitolo alla fine del libro dedicato ai campioni che io ho definito affermati, quindi che magari hanno trovato grandi ingaggi in squadre su strada o di mountain bike e magari non praticano più il ciclocross. Malacarne, quando va a correre in Belgio, gli chiedono l'autografo perché si ricordano di lui come primo campione del mondo juniores, cioè vincitore della Coppa del Mondo juniores. Ecco, da direttore sportivo che hai una squadra, secondo te è più decente, oppure un consiglio che potresti dare o vorresti dare a un tuo corridore, è meglio una carriera da ciclocrossista, insomma, di pregio, da top player, o nell'anonimato e forse tante volte anche nelle fauci veramente matrigne di qualche buon figlio di buona donna che... Ma io prima ho fatto un accenno un po' alla battuta in romanesco. Così, ti è piaciuta? Ti è piaciuta? È un po' come un'aquila, No, però così è. Ho detto più dei meno, meno dei più. Io non ho dubbi, ti racconto la storia di un ragazzo che avevo in United del Care italiano, che è Davide Frattini, che dopo aver fatto 2 anni di professionismo era lì che ballava in mezzo a strane fauci, come hai detto tu, uso questo termine, o il fatto di non sapere cosa fare. Ha preso la sua valigia, è andato in America a fare i circuiti e tutto, e si è creato una carriera onorevolissima. Ha finito di correre l'anno scorso, dopo aver vinto il Giro d'Italia dilettanti, non dimentichiamocelo, si è creata una carriera piuttosto che correre dietro le ruote solo per andare alla festa del paese a dire abbiamo qui il professionista XY, ha fatto una carriera professionistica, dignitosissima, in un'altra specialità. Se devo parlare di giovani, te l'ho già detto, il ciclocross secondo me è una delle grandi scuole per la bicicletta. Se devo parlare di dignità di una professione, ma non ho neanche mezzo dubbio, 100 volte ciclocrossista che fa bene il suo lavoro, che ha un contratto che è pagato, che va a correre dignitosamente, piuttosto che gente che si trascina perché non sa fare cosa fare nella vita. Io manderei l'ultima tranche, quindi da Claes, Val di Non, Elite e fascia 1. Bene, immagini a conclusione della giornata nonesa, quella di Claes, con gli Elite e la fascia 1. Quindi una degna cornice oggi, con un pubblico veramente interessante e soprattutto con un pool di atleti che già dalle prime battute della mattinata ha completato la lista con circa 300 partecipanti. Questa è la gara Elite, pronti
e via su questo velodromo, un tracciato molto affascinante che diciamo così è atipico nel panorama ciclocrossistico, ma questo velodromo la dice lunga anche sulla multidisciplina e sulla volontà, insomma, di portare atleti, quanti più atleti possibili in questa manifestazione. Abbiamo detto conclude oggi la giornata, la terza tappa del trofeo Triveneto con gli amatori, in questo caso la fascia 1, vediamo subito in testa Carmine Del Riccio, e quindi via su tutto questo percorso affascinante, veramente ricco anche di asperità, con questo ponte che l'abbiamo già veduto in altre situazioni, con una Dir Colledani che subito prende la palla al balzo per imprimere un ritmo esagerato, e bel ritorno di Martino Fruet, che lui è un po', diciamo, la colonna sonora molto divertente, perché lui è un ragazzo intelligente e sa divertirsi e sa anche divertire le folle che insomma vanno a guardare uno spettacolo eccezionale. Mi piacerebbe fare anche una prova andando avanti, mettere anche un piccolo biglietto a pagamento, perché si sa che se a pagamento allora vale, se è gratis no. Dobbiamo cominciare a pensare che il ciclocross è uno spettacolo che vale la pena di essere seguito, e anche un po' di dignità in più non guasterebbe. Abbiamo detto già dalle prime battute tutti quanti i migliori sono là, abbiamo anche Thomas Paccagnello, anche Andrea Pozzato della Will Force Squadra Corse, quindi la Wheeler Squadra Corse ha appoggiato la causa di Andrea Pozzato, sta faticando chiaramente il ragazzo perché è ancora molto giovane, negli under 23 sta pagando un po' lo scotto, ma sta facendo le ossa, e noi speriamo di vederlo leader nelle prossime gare che andremo a commentare. Ancora Carmine Del Riccio che imprime un ritmo veramente forsennato, lui è quasi un'elite, diciamoci la verità. L'unico a non essere mai doppiato, ed è sempre lì che se la gioca alla grande con i migliori. Abbiamo visto anche dalle immagini in questo momento Elia Pedrali della Valle Seriana Cene. Il percorso l'abbiamo visto tra i filari dei Meleti, abbiamo già detto che abbiamo visto altre gare, mi ricordo quella di Valle Villa Lagarina con i filari del buon vino, e qua chiaramente terra molto generosa per quanto riguarda la ruralità, come generose sono le immagini di Gianni Del Santo che ci fa veramente vedere e gustare tutti i posti più belli, e in questo caso Alessandra Gazzola che coglie il momento, diciamo clou, la novità della giornata con questo ponte messo a dimora, proprio costruito apposta per questa gara. Un momento topico questo, il percorso molto zizzagante che va a incorniciare tutta la parte dello stadio, del velodromo, con una Dir Colledani veramente oggi in grande spolvero. Martino Fruet e anche Ponta che approfitta proprio della discesa per sorpassare lo sciatore Martino Fruet, e poi via via tutti gli altri, Paccagnella che sta pagando un po' il dazio, ma insomma lo vediamo, lui ha uno stile tutto suo, tutto particolare. Bene anche Michele Casagrande del team Coratec Cape, approfittiamo per salutare Mosè Savegnago, impegnato anche lui in questa giornata in un'altra parte del Veneto, del Padovano, con una gara di ciclocross Axi. Quindi vediamo quanto il trofeo Triveneto è stata musa ispiratrice per tanti altri organizzatori, e poi Mosè Savegnago sappiamo quale organizzatore è, una degnissima persona che veramente possiamo annoverare tra gli amici di Scratch. Un Martino Fruet vediamo con quale grinta, una grinta pazzesca quella di Martino, ci sta mettendo veramente il cuore e non soltanto per questa manifestazione. Abbiamo già citato Michele Casagrande, lo vediamo tra le prime posizioni, si attesta in questo momento in quarta, quinta posizione. Uno sfortunatissimo Thomas Paccagnella con la bicicletta in spalla che cerca di recuperare quanto tempo più possibile. Oggi una giornata veramente tremenda per lui, non è stata certo benevola la terra nonesa, però certo è che abbiamo visto di quelle immagini e dei posti sensazionali. Io ben conosco questi luoghi, dalla Valle di Non per andare in Val di Sole, insomma ci sono dei posti veramente meravigliosi che meritano essere visitati, come la Val di Rabbi, ma soltanto la Val di Sole con Malè, ma poi andando verso su c'è Piano, c'è Folgarida, insomma ragazzi, veramente terre baciate dal Signore. Ancora un Carmine Del Riccio veramente sensazionale oggi, bene anche Rigoni e anche Locincar Lavarda, che Diego è sempre lì che se la sta giocando, della Giordano. Ricordiamo Lavarda, l'abbiamo avuto anche tante volte in studio qui, anzi lo invitiamo a venire ancora nei nostri studi per commentare le prossime gare. Ricordiamo che la prossima sarà a Bolzano a fine mese, quindi
tutti quanti là con una gara che ormai è diventata una classica del Trofeo Triveneto. Trofeo Triveneto che ha giustamente allargato a tutte le regioni confinanti con il Veneto, quindi Friuli, perché no anche Trentino e Alto Adige, e lo ha reso veramente affascinante, veramente importante. Abbiamo visto ancora prima Ponta in leggera difficoltà in questo tracciato, in questo momento è Martino Fruet, e man mano tutti gli altri abbiamo visto anche con il dorsale 21 e il 22, abbiamo visto anche Mirko Calvi e Pozzato Andrea. Ancora Marco Ponta che ha superato in questo momento un diciamo così in difficoltà perché ha avuto dei problemi Nadir Coledani, e ha approfittato subito Ponta per mettersi in testa e abbattere il ritmo. Andremo a vedere cosa succederà. Ha approfittato di questo momento, ma è un tira e molla. Adesso lì davanti ha sorpassato di nuovo Marco Ponta e quindi leader e Nadir Coledani. Una gara veramente che due atleti della stessa casa, oltretutto anche gruppo organizzatore, non vogliono starci, non vogliono vincere la classifica assoluta. Ricordiamo Ponta Elite, ma Nadir Coledani che insegue in questo momento come una moto è un under 23. Certo, Nadir Coledani è un po' la speranza di tutti quanti, campione italiano, ma soprattutto è uno che ha un margine di miglioramento enorme. E adesso vediamo come Martino Fruet, in questo momento Ponta che crede di aver vinta, ma non, ha sbagliato, deve fare ancora un giro all'interno del velodromo, è un errore che poteva costargli caro, ma talmente era in vantaggio rispetto a uno sfortunatissimo Nadir Coledani che sta inseguendo la maglia di leader oggi, quindi Marco Ponta che giustamente aspetta il compagno perché vogliono consacrare la vittoria non soltanto dei due giovani Ponta e Nadir Coledani, ma anche la vittoria organizzativa che ha visto tra gli scudi proprio il team capitanato da Paolo e Leonardi, che tra poco lo avremo anche ai microfoni. Una giornata tutto sommato veramente da incorniciare, bellissima questa immagine di Martino Fruet, lui è arrivato terzo con un Michele Casagrande che insomma ha veramente fatto vedere di che tempra è il ragazzo del team Coratec, che si attesta in quarta posizione. Lo vedremo qui a poco. Intanto le belle immagini di congratulazioni tra i vari atleti che vanno a chiudere veramente in maniera degna questa giornata trentina, questa giornata di classe della Val di Non, in maniera veramente al massimo. Eccolo qua, qui abbiamo proprio Michele Casagrande che si attesta in quarta posizione, una bellissima gara la sua, forse credo la migliore del Trofeo Triveneto, e quindi miglioramento per lui. E qua vediamo un certo Carmine Del Riccio che va a vincere nella fascia amatoriale, fascia 1, lui veramente uno non si tira mai indietro, è un ragazzo simpaticissimo di una solarità enorme, e quindi è quasi tutto da Class. Tra poco chiaramente le immagini delle vestizioni delle varie maglie e chiaramente le interviste ai protagonisti, sia gli atleti ma anche gli organizzatori. Martino, tu che vincono, l'importante è che tu venga perché comunque rendi il ciclocross molto più simpatico. Ma sai, io alla fine dopo una certa età arrivo un po' più rilassato magari tanti giovani che si giocano molto di più di me. Io alla fine mi diverto, comunque sì, quando dicono via anch'io chiudo l'interruttore e penso a fare la gara migliore che posso fare, e anche oggi alla fine ci ho provato perché sapevo di non essere stracompetitivo, in realtà poi pronti via mi sono trovato davanti già a battagliare con i miei avversari di sempre e ho preso subito morale, però ammetto che dopo metà gara ero già un po' in crisi, ho cercato di gestire il podio nel migliore dei modi e ce l'ho fatta, quindi loro vanno già forte, quindi sono contento perché un terzo posto alla fine è sempre buono. Complimenti. Marco, vabbè, lampadine, va bene i rulli, però alla fine quando c'è la possibilità di mettere il colpo vincente ce la fai. Ma sì, è stata un po' una sorpresa perché Nadir è scesa la catena 2 volte, però dopo i primi 2 giri vedevo che la gamba girava bene e riuscivo a rimanere comunque in seconda posizione. Alla fine la vittoria è rimasta in casa, va bene così, e l'importante è che insomma anche Nadir pensa alla Coppa domenica e sono contento anche per lui. Nadir, beh, in effetti adesso giù la maschera, qua bisogna veramente cambiare il ritmo e competere con i potenti di questa disciplina. Sì, certamente oggi era l'ultimo allenamento, gara per rifinire un po' la condizione, la domenica non si scherza più, si deve andare a tutta e ovviamente cercare di portare alti i colori dell'Italia e questo tricolore insomma. Auguri.
Grazie. Senatore, mi deve spiegare come mai in Trentino quando si organizza non si lascia nulla al caso, le strade, insomma, vie di comunicazione eccezionale, abbiamo visto la Val di Non e la Val di Sole raggiungibile quasi come se fosse un'autostrada. Ci spieghi qual è il segreto per l'Italia? Beh, il segreto è l'autonomia innanzitutto, il fatto che possiamo decidere noi e programmare noi, e poi un popolo montanaro che sa lavorare, si impegna, è serio, mantiene le promesse e si spende anche faticando e lavorando, quindi davvero un grande volontariato che ha raggiunto una grande professionalità. Grazie. Grazie a voi. Giacomo, intanto qua oggi in Trentino hai fatto gli straordinari, però era tutto veramente organizzato in maniera meravigliosa. Per me non sono straordinari, io ho fatto perché mi piace il ciclocross, poi Paolo era un amico, era il primo anno che lo faceva e dovevamo fare il miglior modo possibile per far risaltare Cles, che è una località fantastica. Poi il posto è meraviglioso, forse c'è da migliorare qualcosa, ma lo miglioreremo. Ad ogni modo, se dobbiamo dare una valutazione a questa gara da 1 a 10, siamo quasi a 10. C'è poco da migliorare. Paolo, intanto oggi avete messo a posto le transenne, avete fatto i vostri appuntamenti, anche il tempo ha detto ok, non si poteva far di meglio oggi. Ma direi che la cosa migliore è quando passi attraversi gruppi di persone, tutti corrono lì vicino e ti dicono grazie, e allora quello paga già tutto. La voce di Salvador è già il risultato della passione che c'è nel cross, e questo ti dà la forza di fare tante cose. Io sono l'ultimo arrivato nel cross, ho trovato un ambiente molto familiare, molto piacevole, e per cui la fatica passa in secondo piano. Ben rientrati in studio amici di Scratch con queste due belle maglie che raccontano veramente la dignità del ciclocross, quella che ci ha testimoniato oggi Roberto Damiani, e io ringrazio proprio che siamo in chiusura, ma Roberto avrei piacere di vederti il prossimo anno qua anche a raccontarci un po' di quello che sarà il tuo futuro. Io non te l'ho chiesto, però mi verrebbe voglia di chiedertelo. E quindi te lo chiedo. Mi verrebbe voglia di risponderti. Sinceramente non lo so ancora. Non lo è una trasmissione a cazzi questa qua, cioè proprio la domanda non domanda, la risposta no. Sinceramente non lo so ancora, e fa parte di quello che ti ho detto poco fa. Anche la nostra è una professione da fare prima di tutto con grande dignità. Io amo terribilmente il mio lavoro, mi piace ancora stare sull'ammiraglia pur dopo 34 anni di ammiraglia, però lo voglio fare bene, a testa alta, potendo guardare dritto in faccia i corridori. Un po' come Maldini che ha negato la guida del Milan. Ci fosse tra me e Maldini è differente, sì, una base essenziale è il conto corrente. Sì, però la dignità dell'uomo è quella, no? O faccio come dico io, ma secondo me c'è in ogni frangente della vita. È vero. Non voglio fare come dico io, anzi mi piace, una delle cose che io voglio sempre è il rispetto dei ruoli. Quando c'è qualcuno che tira davanti a me, che ha un ruolo superiore al mio, il rispetto dei ruoli è fondamentale. Basta che lo faccia bene. Basta che lo faccia bene, e basta che quelli sotto di lui lavorino bene. Ti aspetto ancora, Roberto, volentieri in questa trasmissione. Quanto riguarda te, Carlo, i mortaggi da Roma fino a qua per la trasmissione del K, però cioè, o sei malato, oppure proprio... Insomma, credi che noi siamo anche bravi? Allora, diciamo, noi prima parlavamo di Leni a inizio trasmissione, no? Visto che io per fare questo libro devo anche ringraziare Ilenia Lazzaro, perché comunque una scrittura di un volume porta a volte anche dei momenti in cui si ha un po' di sconforto, no? Perché io ho iniziato a scriverlo senza neanche sapere che l'Alba Edizioni, che ringrazio, nella persona di Giacinto Bevilacqua, decidesse di pubblicarlo. Quindi ogni tanto avevo dei momenti di sconforto, però Ilenia è stata una delle poche persone che mi ha sempre incoraggiato nel fare il mio lavoro e nel fare questo. Soltanto a me mi sta sulle balle, ma dirmi la verità. Non ci possiamo fare niente. Io, Nicola, vorrei ringraziare poi tra l'altro anche la SD Romano Scotti, che mi ha dato poi anche una mano fattiva proprio anche nella collaborazione con loro e nella scrittura del libro, e soprattutto tutti gli atleti intervistati, perché sono stati tutti gentilissimi e sono delle persone squisite. Noi ti facciamo gli auguri che possa essere
un libro letto da tanti e che tutti si possano innamorare di questo sport. Ringrazio te Roberto Damiani per essere stato con noi, grazie anche a te Carlo Gugliotta, auguri per la tua bella, anche per la radio, parla bene di noi che veramente ne abbiamo bisogno cane, perché so io quanto ne abbiamo bisogno. Ilenia, bye bye, che le chiavi a posto e ti aspettiamo settimana prossima. A tutti quanti buonanotte.